l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Il sistema artigiano veneto avvia la sperimentazione di un welfare aziendale innovativo e orientato a favorire le pari opportunità nelle piccole e medie imprese. Un'iniziativa del Cesar, ente di formazione di Confartigianato, che trae spunto da esigenze e aspettative dei lavoratori. Luogo simbolico in cui è avvenuta la presentazione, un asilo, il Pulcino di Vicenza. I lavoratori in questo momento chiedono servizi che io definisco anche sofisticati, non chiedono più solo part-time, anzi spesso il part-time è un momento quasi marginale rispetto alle richieste e i bisogni che esprimono i lavoratori. Chiedono flessibilità d'orario, chiedono asili nido, chiedono assistenza e accompagnamento per quanto riguarda la cura degli anziani, chiedono i bonus bebè quando è possibile, i bonus per i figli per andare a scuola e molte altre cose, per esempio anche quello che attiene all'assistenza anche sociosanitaria, alla cura della persona. Avere collaboratori qualificati e motivati è fondamentale per il successo di un'attività e la loro soddisfazione dipende prevalentemente dalla misura in cui essi riescono a conciliare professione, famiglia e tempo libero. E se i bisogni cambiano, le aziende devono essere accompagnate a sviluppare piani di flessibilità o nuove forme di organizzazione del lavoro per arrivare a sperimentare azioni di welfare aziendale. Per questo il Cesar, ente di formazione di Confartigianato Vicenza, ha promosso il progetto Modelli e strumenti di welfare aziendale per le comunità di piccole imprese, finanziato dalla Regione Veneto attraverso il bando Pari Opportunità nel Lavoro che cambia. Vi aderiscono ad oggi 66 aziende di diverse province venete, ma le porte sono aperte per quelle che vorranno aggregarsi. Confartigianato lo sposa nella misura in cui da molti anni lavora da un punto di vista di proposte affinché la Regione e poi la maturazione delle nostre imprese possa trovare in un binomio che oggi, dovuto anche al cambiamento della nostra economia, trova sintesi nel voler cambiare i nostri modelli organizzativi di impresa. Questo fa la differenza di un sistema che guarda al futuro con una visione di imprenditoria che parte dalla piccola impresa. I modelli di welfare finora strutturati sono stati strutturati da modelli che riguardano generalmente la grande impresa. Oggi partiamo dal welfare territoriale, dalla piccola impresa per creare nuovi modelli a misura di famiglia. L'iniziativa si svilupperà in 2 anni e conta su una rete regionale che unisce soggetti pubblici e privati. In concreto, oltre all'informazione alle imprese, queste verranno aiutate a riorganizzare il lavoro rispetto agli orari, alla distribuzione delle competenze e sperimentando ad esempio, ove possibile, forme di telelavoro. Prevediamo la creazione di uno sportello con sede qui presso la nostra sede, ma che sarà anche itinerante nei territori e presso i partner che hanno aderito, dove noi andremo a dare le informazioni di primo livello sulla natura del progetto, ma prevedono anche poi tutta una fase di formazione e di assistenza presso queste imprese con degli audit aziendali dove andremo a monitorare l'organizzazione, il clima aziendale con la finalità di creare degli strumenti e dei modelli organizzativi come previsti da progetto e come ci indica poi la direttiva europea. Gli interessati contattino il Cesar in via Fermi a Vicenza.